Gloria al Signore. Leggiamo un salmo, Salmo 86. Alleluia. È una preghiera che eleva Davide a Dio. Salmo 86. Grazie per esservi alzati in piedi. Vogliamo onorare la parola del Signore. A Dio sia la lode. Amen. Porgi orecchio, Signore, e rispondimi, perché io sono povero e bisognoso. Proteggi l'anima mia, perché ti amo. Dio mio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore, perché io grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, io elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Porgi orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai. Non c'è nessuno pari a te fra gli dei, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, perché tu sei grande e operi meraviglie. Tu solo sei Dio. O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno, perché grande è la tua bontà verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. O Dio, gente superba è insorta contro di me, e una banda di violenti cerca l'anima mia, e non pongono te davanti agli occhi loro. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, così quelli che mi odiano si vergogneranno, vedendo che tu, Signore, mi soccorri e mi consoli. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. È una preghiera. Una preghiera che Davide, re di Israele, eleva a Dio in un momento particolare della sua vita, in un momento di angustia. La richiesta che fa Davide al Signore è di ascoltarlo. Abbiamo letto: porgi orecchio, Signore, e rispondimi. Parte con questa richiesta: porgi orecchio, Signore, alla mia preghiera e rispondimi. Perché io sono povero e bisognoso. Ma come un re? Povero e bisognoso? Un re pieno di ricchezze, eppure si sentiva povero e bisognoso. E io spero veramente con tutto il mio cuore che in questa mattina tutti noi possiamo sentirci poveri e bisognosi. A parte la povertà fisica, ma gloria a Dio, grazie a Dio non ci manca nulla, siamo poveri. Eppure, avendo il Signore, possiamo dire: ho tutto. Ma ci sono momenti particolari della vita in cui ci si sente veramente senza niente. Sono povero
è bisognoso, Signore. Davide fa appello alla misericordia di Dio perché conosce Dio. Dio è lento all'ira e di grande benignità. Possiamo dire amen? Amen. In ogni momento, in ogni circostanza possiamo rivolgerci a Lui. Le richieste che fa sono queste. Allora, porge orecchio, Signore, rispondimi. Poi dice, proteggi l'anima mia. Non dice proteggimi fisicamente, ma dice proteggi l'anima mia. Sentiva che la sua anima era particolarmente minacciata, attaccata. Dice proteggi l'anima mia perché ti amo. È vero che amiamo il Signore, ma è bello anche dirglielo. O no? Amen. Fratelli, non vi meravigliate, come lo diciamo alla moglie, al marito, io ti amo. È bello dirlo. È vero che si sa, ma sa che amo, ma è bello anche sentirselo dire. È buono anche dirlo al Signore che lo amiamo. Amen. Signore, io ti amo. Amen. Intervieni nella mia vita perché io ti amo. Alleluia. Proteggi l'anima mia. Salva il tuo servo che confida in te, chiedeva aiuto al Signore. Fa leva su verità assolute, su quello che aveva conosciuto di Dio. Poiché tu, Signore, sei buono, pronto a perdonare. Amen. Abbiamo conosciuto questa parte del carattere di Dio. Il Signore è buono e pronto a perdonare. Alleluia, quante volte il Signore mi ha perdonato. Se cerco di ricordarmene, me ne dimentico sicuramente tante. E sapete una cosa, il Signore continua ancora a perdonarmi e a perdonarci. Amen. Alleluia! Che grande fiducia aveva Davide. Sapeva che rivolgendosi a Dio, Dio non lo avrebbe lasciato mai. E così, fratelli e sorelle, non so se state vivendo un momento di angustia particolare, ma sappi questo, caro fratello, cara sorella, l'unica cosa che devi fare è pregare il Signore. Amen. E confidare in Lui, nella sua bontà, nella sua misericordia, se veramente hai conosciuto quanto il Signore è buono. Amen. Certamente siamo indegni di stare alla sua presenza. Io non oso dirlo, ma chissà, se potessi dire c'è qualcuno che si sente degno di stare davanti alla presenza del Signore, credo che nessuno di noi possa dire io. Tutti siamo indegni di stare alla presenza del Signore. Eppure il Signore ascolta, con il suo orecchio ascolta la tua e la mia preghiera. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al Signore. Tu sei misericordioso, Signore, verso quanti ti invocano. Tutti possono invocare il Signore. Amen. Amen. Anche il peggiore dei peccatori può invocare il Signore. E il Signore è sempre pronto a salvare. C'è un peccatore che ha chiesto al Signore di essere salvato ed era accanto a Lui in croce. Ce n'era un altro accanto a Lui, non so quale lato, destro o sinistro. C'erano due ladroni. Uno lo beffeggiava, lo prendeva in giro. Ma salva te stesso e salva anche noi. Ma l'altro fu toccato da quell'uomo, forse l'aveva sentito parlare qualche volta, ma in quel momento era accanto a lui e stava soffrendo le sue medesime sofferenze. E si rivolge a quel Gesù che era accanto a lui, dicendogli: Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso.
Che bella preghiera. Gesù stava condividendo le sue stesse sofferenze. Però quel ladrone era giusto che le patisse. Gesù non era giusto che pativa quelle sofferenze, ma ha voluto farlo per amore nostro. Amen. Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Sta zitto tu. Per noi è giusta questa sorte, ma non per lui. Tu stai zitto. Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. E Gesù subito gli offre la sua salvezza. Io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Chissà quanti reati aveva commesso quell'uomo. Pensate, non era neanche stato battezzato in acqua. Non era neanche stato battezzato nello Spirito Santo. Ma Gesù gli dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Ecco perché è indispensabile un cuore che sappi cercare il Signore. Dobbiamo imparare a cercare il Signore. Cerchiamolo in ogni distretto, in ogni difficoltà, in ogni angustia della nostra vita. Amen. Ma cercare il Signore non vuol dire elevare a Dio così due parole superficiali, ma anche se elevi due parole superficiali, quelle sai dire, ma rimani lì, tra le tue ginocchia, con il cuore aperto, e rimani in attesa della grazia di Dio. Amen. Alleluia. Lo possiamo fare perché Dio è misericordioso verso quelli che lo invocano. Poggi orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia angustia perché tu mi risponderai. Si trova nell'angustia, ma ha dentro di sé una certezza: il Signore mi risponderà. Hai anche tu questa certezza? Gloria a Dio! Il Signore mi risponderà. Quando io prego e sono sinceramente prostrato alla sua presenza, il Signore mi risponde. Alleluia. Nella sua preghiera non solo chiede e riconosce la misericordia di Dio, ma anche loda il Signore dicendo: non c'è nessuno pari a te fra gli dei. Viveva in un mondo, in un contesto, in un periodo storico dove c'erano tante divinità, vero? Ma Davide sa che c'è una differenza fra Dio, che è l'unico solo e vero Dio, e quelle divinità create dagli uomini, con quelle statue che non parlano, che non ascoltano, che non interagiscono. Amen. Dio solo è vivente. Gloria al Signore. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Questa è anche la nostra preghiera. Alleluia. Sì, Signore, tutte le nazioni si prostreranno un giorno davanti a te. Alleluia. Alleluia, perché tu sei grande e operi meraviglie. Tu solo sei Dio. Alleluia. La nostra preghiera deve essere anche una lode a Dio. È giusto dare il bisogno al Signore, offrire il bisogno, è giusto anche lodarlo, o no? Amen. È giusto anche, quando si prega, essere certi che ti stai rivolgendo a colui che può ogni cosa. Egli è l'Iddio dell'impossibile, è l'Onnipotente. Per questo Davide dice: poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Amen. Insegnami la tua via. Ecco, nella preghiera Davide riconosce di avere un particolare bisogno: imparare la via del Signore. Vedete, la preghiera è tante cose, tanti aspetti. Vogliamo apprezzare il momento della preghiera. Amen. Amen. Vogliamo pregare di più.
passiamo più tempo in preghiera, sforziamoci di farlo. E anche se il desiderio è in noi, vogliamo chiedere aiuto al Signore, perché le distrazioni quotidiane sono tante. Vorrei passare del tempo in preghiera, ma una telefonata, un lavoro in casa, figli da andare a prendere, distrazioni ci sono sempre. Ma se lo desideri veramente, io credo che il Signore può creare le opportunità. Alleluia. Amen? Amen. Il Signore desidera l'intimità con ognuno di noi. Alleluia. Insegnami la tua via. Io camminerò nella tua verità. Che bella questa richiesta. Insegnami la tua via. Io sono la via. Io sono la verità. Io sono la vita, dice il Signore. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Insegnami la tua via. Il Signore ha iniziato a insegnare la sua via agli uomini quando è venuto tra gli uomini. Il suo modo di vivere, la sua vita che quotidianamente viveva, deve essere il nostro esempio di vita. Il suo rapporto con il Padre, Amen, deve essere il nostro esempio, perché anche noi siamo figli di Dio. Amen. È Lui che ci ha fatti figli di Dio. Con il suo sacrificio ha permesso che noi diventassimo figli di Dio. Amen. Lui è l'esempio di vita. Io ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. È un impegno che prende Davide davanti a Dio. Noi abbiamo preso questo impegno. Amen. Amen. Posso alzare la mano? Possiamo alzare la mano. Abbiamo preso questo impegno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Amen. Perché grande è la tua bontà verso di me. Alleluia. Riconoscere che Dio, la bontà di Dio è grande verso di te. Bisogna riconoscerlo che Dio è grande Amen. verso di noi. Pensa a tutto il percorso della tua vita. Pensa a dove sei oggi. Come il Signore non ti ha mai lasciato e ha accompagnato i tuoi passi. E in quante occasioni si è mostrato grande il Signore nella tua vita, liberandoti, proteggendoti, rivelandosi, dandoti anche una risposta. Chissà quanto il Signore ha compiuto nella tua vita. Ed è buono riconoscere che il Signore è stato grande nella nostra vita ed è tuttora grande. Amen. Alleluia. Tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. Sì, non lo ha salvato fisicamente dalla morte, tante volte lo ha salvato, sì, dalla morte, ha sfidato il Golia, no? Il gigante, vi ricordate? Se non avesse avuto il Signore e la sua fede, quel ragazzino, Davide, sarebbe morto. Eppure un piccoletto, un ragazzino, pieno di fede, ha sfidato un gigante, di statura, che suscitava terrore e paura a tutti. Tutti i soldati avevano paura, ma non quel ragazzino, perché nel cuore di quel ragazzino c'era la presenza di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Oh Dio, gente superba insorta contro di me, una banda di violenti cerca l'anima mia e non pongono te davanti ai loro occhi. Non so con chi si era scontrato Davide, ma aveva dei nemici che volevano la sua distruzione, il suo annientamento. Gente che non aveva neanche timore di Dio, perché se avessero avuto timore di Dio avrebbero riconosciuto che Davide era l'unto di Dio. Era quel ragazzino che Dio aveva unto, scegliendolo diventare re di Israele, ma non avevano timore di Dio. E quindi si scagliavano contro Davide. Ma Davide si rivolge a quel Dio
che lo aveva sempre liberato. Amen? Amen. Gloria al Signore. Volgiti a me e abbi pietà di me, dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Versetto 17. Davide chiede qualcosa ancora a Dio. Dice: mostrami un segno del tuo favore. Anche noi vogliamo un segno a volte. Amen. Signore, fammi capire, dammi un segno. Se tu sei con me, dammi un segno. L'avete detto qualche volta? Perché? Perché siamo umani e ci lasciamo condizionare dalla paura, dal dubbio. Mostrami un segno. Dio ci ha mostrato un segno. Sapete qual è? Ha mandato il suo figliolo. Amen? Amen. E tu gli hai creduto. È già un segno. Un altro segno? Rimanete a Gerusalemme. Aspettate lo Spirito Santo che io vi manderò. È un segno, o no? Amen. E quel battesimo nello Spirito Santo che hanno ricevuto i 120, lo abbiamo ricevuto anche noi. Amen. L'hai ricevuto anche tu. È un segno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, mostrami un segno del tuo favore. E Davide desiderava che quelli che lo odiavano, che volevano il suo male, potessero vedere invece che il Signore lo benediceva. Non desiderava il male per quegli uomini, ma desiderava che quegli uomini potessero vedere che lui era benedetto da Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Noi vogliamo la stessa cosa. Che Dio ci aiuti a non desiderare il male di coloro che ci fanno del male. Ma se vogliamo qualcosa, che possiamo desiderare che quelli che ci vogliono male possano vedere che Dio è con noi. Amen. Amen? Amen. Sapete, questa per me è la più grande vittoria. Alleluia. Non mi darà soddisfazione vedere la persona che mi odia soffrire dei mali, non mi darà nessuna soddisfazione, perché in me c'è l'amore di Dio, non posso essere soddisfatto nella sofferenza degli altri, ma posso essere soddisfatto se quello che ce l'ha con me vedrà che il Signore continua a benedirmi. Alleluia. A me non so se riesco a spiegarmi. Alleluia. Se desideri vendetta, lasciala nelle mani del Signore. Alleluia. A me la vendetta, dice il Signore. Anzi, liberati dall'ira. Il sole non tramonti. Alleluia. E la vostra ira possa svanire. Non possiamo essere persone di ira, perché Dio è amore. Amen. Siete d'accordo? Amen. Ma siete d'accordo perché è scritto lì? No. Perché è biblico. Alleluia. L'Apostolo Giovanni ce lo dice, Dio è amore. Amen. Alleluia. Che posso dire? Dio ci benedica, fratelli e sorelle. Amen. Che possiamo imparare la via del Signore. Amen? Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola. Gloria a Dio.